In una società dove l'inutile ci viene imposto come essenziale e l'essenziale banalmente presentato come obsoleto. In un'epoca dove ciò che per i nostri padri era la normalità, oggi ci viene invece descritta come una catena dalla quale liberarsi in nome di una libertà assoluta, tanto utopistica quanto tremendamente distruttiva. In un'era dove l'importante è apparire, dove l'immagine sostituisce l'essenza dell'uomo e dove il piacere ludico è indotto dell'acquisire per il solo godimento dato dal possedere ben oltre alle reali necessità, il consumismo prende il sopravvento sulla realtà e su noi stessi. Consumismo che si tramuta in una voragine in grado di distruggere non solo l'habitat che abbiamo ereditato dai nostri padri e che a loro volta l'hanno avuto in consegna dalle generazioni che li hanno preceduti, ma distrugge noi stessi, il nostro senso di identità, di comunità e quindi vanifica la nostra stessa vita. Che senso ha l'esistenza senza la nostra realizzazione personale all'interno della comunità in cui viviamo? Le lobby, che attraverso i mezzi di informazione ci vogliono far credere che tutto questo sia giusto, vero e innegabilmente la miglior prospettiva di vita a cui l'uomo può auspicare, si dimenticano che l'uomo ha radici e queste radici, seppur nascoste da tonnellate di terra e sradicate a colpi di macete da chi ci vuole vili e assuefatti al suo potere, esistono, sono reali e ci garantiscono la linfa vitale per poter vivere ogni giorno. Ebbene, affamare la bestia è possibile, rispolverando i valori naturali dell'uomo, dati dalle nostre tradizioni, trasmesse per secoli e non accontentandosi quindi del vivere come fan tutti. Usciamo dal gregge per poter risvegliare gli altri uomini da questo letargo nichilista, opponendoci fermamente uniti al mondo moderno, alle sue regole e ai suoi stereotipati stili di vita. Vuoi essere un servo o un uomo libero? Dipende solo da te.